L'appuntamento con Panorama Sardo Speciale Estate è dedicato ovviamente al turismo e vedremo questo argomento per motivazioni diverse e con protagonisti diversi. Abbiamo l'appuntamento consueto con Francesco Porcu della CNA, che sabato ha presentato un report importante sul settore. Poi ci trasferiremo a Ismolas, dove si è svolto un campionato internazionale di golf, e poi sarà la volta di Emanuela Salis, che a Forte Village intervisterà il campione mondiale di scacchi Karpov, e quindi approfondiremo i protagonisti del musical che ha animato il fine settimana, che ha visto protagonisti tanti attori di successo. Il musical è Mamma Mia, questa volta non in lingua inglese ma tutto italiano. Bene, Porcu, sabato voi avete presentato il consueto report sul turismo, numeri interessanti, soprattutto quello che ci ha incuriosito è il numero di turisti che non vengono contabilizzati e utilizzano le seconde case. Sì, questo è uno dei dati più rilevanti tra i tanti che la ricerca che abbiamo prodotto pone in evidenza. Il turismo fortunatamente è un comparto che sta andando bene, è uno degli asset più forti del sistema economico regionale, 11% delle imprese, genera un 7% dell'occupazione, 1,5 miliardi il valore aggiunto prodotto. Però è un settore che ha veramente straordinarie opportunità di crescita. Noi intercettiamo appena il 5% dei flussi turistici del Mediterraneo. Come ricordava, uno degli aspetti di criticità che bisogna, a nostro avviso, riportare a norma, regolarizzare, anche per il contributo che può essere offerto, non solo in termini di gettito fiscale, ma soprattutto di qualificazione dell'offerta, è quella delle seconde case. Dalle nostre stime sono oltre 100.000 le case vacanza, con una disponibilità di alloggi di oltre 300.000 stanze, che praticamente sono 1,5 volte quelle delle strutture ufficiali, che vengono stimate intorno alle 210.000. Quindi è un fenomeno importante che può essere regolarizzato e deve rientrare in un progetto più ampio di rilancio del settore. In questi giorni c'è stato anche l'intervento dello Stato su questa materia, dovrebbe riuscire ad acquisire il 21% di quanto pagato dai siti che affittano le seconde case. Sì, qui si tratta poi ovviamente di trovare il giusto equilibrio, di mettere in campo delle politiche che non siano penalizzanti per il settore, ma che ovviamente consentano invece al sistema dell'accoglienza di qualificarsi, e quindi il turismo anche delle seconde case dentro un progetto di rilancio serio può offrire il suo contributo. Altra cosa che per la parte crediamo davvero significativa da porre in evidenza è il dato che riguarda le strutture ricettive ufficiali, che sono adeguate rispetto a quelle dei nostri competitor. La ricerca però ci dice infatti che rimane uno spazio di miglioramento molto grande, perché se noi migliorassimo a parità di offerta ricettiva, efficientassimo il sistema, saremmo nelle condizioni di poter, come dire, avere un flusso di turisti che può essere incrementato dell'ordine del 40%, con ricavi doppi rispetto a quelli attuali. Quindi importante compiere quindi queste operazioni. Ci aspettiamo molto dalla nuova legge sul turismo, dal piano che dovrà essere fatto di sviluppo integrato del settore, perché questo rimane davvero uno degli asset su cui contare in futuro per un rilancio più ampio, più esteso, plurale e integrato dell'economia della Sardegna. Secondo voi di CNA i 900 alberghi che abbiamo attualmente in Sardegna sono sufficienti? Ma la mia curiosità è questa: in una chiacchierata la scorsa settimana con Lorenzo Giannuzzi, il super manager di Forte Village, è arrivata la conferma che dobbiamo continuare a puntare sul turismo medio-alto. Cosa ne pensate? Assolutamente sì, si deve puntare sul turismo medio-alto, c'è un'utenza soprattutto che chiede un turismo di tipo diversificato. Il problema della Sardegna è la stagionalizzazione, e il problema è che noi abbiamo un'offerta concentrata quasi esclusivamente sul sole, sul mare e sull'utilizzo delle risorse costiere.
È evidente che la soluzione non può essere quella di aumentare l'offerta ricettiva sulle coste e tenerla limitata ai mesi di agosto e di luglio come avviene oggi, ma invece intercettare i flussi turistici che chiedono un turismo di tipo diverso e peraltro da questo punto di vista possono essere fatte politiche di riequilibrio territoriale coinvolgendo ovviamente i paesi dell'interno. C'è un problema, come ci dice la ricerca, di decoro urbano, del paesaggio urbano e ci sono tanti turismi che da quello congressuale a quello archeologico a quello culturale che ovviamente rimangono in una condizione embrionale che invece dobbiamo sviluppare. Solo così possiamo mettere a valore le straordinarie ricchezze che abbiamo e creare condizioni per un turismo che crei uno sviluppo diffuso e non concentrato nelle mani di pochi come avviene se il tutto rimane confinato nelle zone costiere. In questi ultimi anni avete trovato spazio anche per un buon accordo con la Regione in tutte le strutture ricettive, dagli aeroporti ai terminal crocieristici. Beh, assolutamente sì, questa si tratta è una politica che condividiamo, poter mettere in vetrina i prodotti straordinari dell'artigianato artistico, dell'agroalimentare, è una politica che ovviamente deve essere perseguita con maggiore determinazione. Gli interventi che si stanno immaginando, l'ultima la legge approvata che mette a disposizione risorse per soprattutto il trasporto aereo, per l'abbattimento dei costi e punta alla destagionalizzazione, si muove in questa direzione e noi pensiamo che ovviamente sia una cosa buona e giusta. La verità è che però serve, come abbiamo detto, un modello di sviluppo diverso che ovviamente non punti solo al mare e alle coste che rimangono un punto fondamentale, ma in termini di prospettiva non possono essere ovviamente l'esclusiva di un modello centrato solo su questi asset, perché così non si cresce. Abbiamo una utilizzazione delle strutture che è intorno al 16% e che dobbiamo necessariamente innalzarla come fanno tutti i nostri competitor nel sud del Mediterraneo, perché questa è la sfida dei prossimi anni. Un'ultimissima cosa, prima di spostarci ai Smolas per il golf a livello internazionale, per quel che riguarda quanto è accaduto la scorsa settimana e che ha fatto grande clamore, il flop della legge sulla continuità territoriale aerea della Regione. Questo è sicuramente un motivo di preoccupazione. Adesso l'elemento di criticità che si pone in questi giorni riguarda Cagliari. Noi pensiamo che immediatamente la Regione debba, come dire, rimettere a bando quella tratta e ovviamente cercare di sopperire perché rischiamo a partire da settembre una condizione di discontinuità del servizio che non possiamo ovviamente tollerare in una logica che deve essere quella di rendere sempre più la Sardegna una meta diciamo raggiungibile. C'è poi, come segnaliamo, un problema che riguarda non solo il trasporto da e per la Sardegna, quindi la necessità di connettere i punti, i porti, aeroporti, ferrovie, ma anche e soprattutto il trasporto pubblico locale. Da questo punto di vista molto ancora rimane da fare.